Buonasera dalla redazione del TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il commissario del PD Graziano annuncia per i prossimi giorni la riunione per la scelta del candidato alla presidenza, intanto nomina la commissione per le liste elettorali, intanto l'imprenditore Pippo Callipo dice basta, non voglio essere usato dalla politica. Manifestazione degli idonei delle gradatorie OSS che contestano la decisione assunta da Cotticelli di prolungare i contratti dei precari, il generale osservi la legge. Un gruppo di manifestanti appartenenti al movimento Stutamoli Tutti ha inscenato questa mattina una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'ASP di Cosenza. Il crollo del controsoffitto in una stanza della divisione di broncologia all'ospedale di Cosenza poteva avere conseguenze drammatiche, un'impiegata salvata dalla pausa caffè. Dura presa di posizione del presidente della commissione anti-'ndrangheta della regione che stigmatizza i metodi della protesta dei precari a Catanzaro, definendo la guerriglia urbana. Ancora un esercizio commerciale preso di mira dalla banda che utilizza il metodo della spaccata per compiere le rapine, questa volta a farne le spese un'agenzia di scommesse in Corso Italia a Cosenza. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la politica regionale in primo piano, il PD non fa marcia indietro, si punta verso il rinnovamento e adesso bisogna scegliere il candidato, lo dice Graziano, il commissario che dice nei prossimi giorni ci sarà una riunione per decidere chi correrà per le regionali e poi nomina la commissione per le liste elettorali. Sentiamo. Oliverio incassa un altro no ancora dal commissario Graziano, il quale nel prendere atto che con il Movimento 5 Stelle non c'è più alcuna speranza di matrimonio, spinge perché si giunga ad una soluzione che sia più ampia e larga possibile. Non dice con chi, ma l'idea è quella di andare avanti sulla strada del rinnovamento, tutto ancora in itinere, di là da venire per portarsi avanti con il lavoro. Ha nominato la commissione incaricata delle pratiche relative alle candidature che sarà guidata da 3 persone, Franco Iacucci, Giovanni Puccio e lo stesso Graziano, mentre per quanto riguarda la scelta del candidato ci sarà un'apposita riunione nella prossima settimana alla quale parteciperanno i rappresentanti istituzionali del partito. Già la scelta del candidato. Ora, posto che il commissario non vede di buon occhio l'uscente Oliverio, su chi orienterà l'attenzione? Sull'imprenditore Pippo Callipo? Difficile, fanno sapere dal partito. Vedremo. Intanto ecco il messaggio che il governatore manda al commissario e a Oddati. Graziani e Oddati non sono il partito è quello dei militanti, dei circoli, degli iscritti. Graziano e Oddati, che hanno un ruolo naturalmente, chiedo di rispettare gli iscritti e i militanti del Partito Democratico calabrese. E in questi mesi avete sentito spesso affiancare il nome di Pippo Callipo, l'imprenditore vibonese, a questo o l'altro movimento politico, come se dovesse scendere in campo da un momento all'altro accanto a una formazione politica. Lui oggi ha deciso di fare chiarezza sulla propria posizione e ha detto non voglio essere usato, non voglio essere comunque considerato quando si fa il mio nome, poi non vuol dire smarcarsi completamente dalla politica, ma naturalmente lui ha detto sono al servizio dei cittadini. Pippo Callipo si smarca dalla politica, o meglio, da quella politica che a suo parere ha rovinato la Calabria. L'imprenditore, tirato in ballo da mesi per un'eventuale candidatura, decide di fare chiarezza sulla propria posizione e in una dichiarazione ringrazia per la stima, ma dice di non poter accettare che il suo nome di continuo rimbalzi su tutti i media, in alcuni casi senza rispetto e addirittura come se la sua eventuale disponibilità fosse incondizionata e priva di ogni etica. Non voglio più essere usato dalla politica, afferma, o da quelle tante forze della società civile che ogni 5 anni, quando si vota per le regionali, mi chiedono il sacrificio di mettermi al servizio della causa e poi, quando si tratta di comporre le liste, si tirano indietro, così come è successo nel 2010. Quando nel passato ho sentito forte il desiderio di mettermi al servizio dei calabresi, l'ho fatto da solo, con i miei mezzi e senza scendere a compromessi con nessuno, sacrificando affetti e attività lavorativa. Ricordo anche a quanti lo hanno dimenticato, dice Callipo, o non lo sanno, che non sono mai stato garante di nessun accordo tra nessuna forza politica, ciononostante sono ancora aperto al confronto con la Calabria sana, non di certo
certo con la partitocrazia che ha rovinato questa regione, perché se i partiti continueranno ad essere gestiti sempre e comunque da chi ha determinato il mancato sviluppo e il fallimento di ogni tentativo di progresso della nostra terra, io con questa classe dirigente non vorrò e non potrò mai averci nulla a che fare. Posso essere artefice di un solo accordo, quello tra calabresi onesti che lottano ogni giorno pur nelle difficoltà per tenere la schiena dritta, conclude Callipo, che termina la dichiarazione con un Viva la Calabria. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata alla sanità, cominciando dalla protesta degli idonei delle graduatorie, questa categoria di OS, infermieri che hanno partecipato a un concorso, sono risultati idonei e aspettano di entrare in servizio attraverso appunto le graduatorie che però sono state finora ignorate. La situazione che riguarda invece i precari che sono stati stabilizzati nella giornata di ieri, rinnovati nel loro incarico almeno fino a dicembre, ha scatenato il putiferio e questa mattina si sono ritrovati davanti alla cittadella i cosiddetti idonei. Sentiamo. Alla fine è successo quello che temevamo, ossia è scoppiata la guerra tra OS, quelli con contratto scaduto e quelli invece idonei dopo aver partecipato ad un concorso e in attesa che vengano prese in considerazione le graduatorie. Era inevitabile che prima o poi si arrivasse allo scontro e alle rivendicazioni, perché la coperta della sanità calabrese è molto corta e tirando un po' qui, un po' là, si finisce per scoprire qualcuno che invece avrebbe diritto, perlomeno, ad essere trattato con attenzione e rispetto. Gli idonei inseriti nelle graduatorie, invece, si sentono presi in giro. Gli ultimi accadimenti hanno inasprito il rapporto con il commissario Cotticelli, reo, secondo loro, di averli illusi e scaricati. Come mai fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, non c'era la copertura di questi posti, non era legale e incostituzionale la tenuta in servizio di queste persone precarie e ieri come una magia lui ha dichiarato che ha trovato la toppa fino al 31 dicembre e poi troveranno anche il modo di stabilizzarli. Ieri mio figlio che ha 11 anni mi ha detto: papà, sa questa vicenda mia, la rincorsa di questo posto di lavoro dopo essere stato idoneo ad un concorso regolare, mi ha detto: papà, ma anche tu allora se vuoi il posto di lavoro devi andare là, cospargerti di benzina con l'accendino e vedi che così risolviamo i nostri problemi. Purtroppo il futuro non sembra roseo, le manifestazioni continueranno ad oltranza, il clima è avvelenato e le promesse fatte in passato, anche davanti alle telecamere, pesano come macigni. L'ultima volta che siamo venuti qua ci ha rassicurato che tutto andrà, aveva mandato le PEC dove le doveva mandare, che prima o poi si risolveva, che prima o poi ci chiamavano. Da un giorno all'altro questo qua cambia idea. Non ho capito perché c'è questo accanimento verso di noi. Anche noi abbiamo figli. Anche noi abbiamo figli. Noi non vogliamo solo parole ma vogliamo fatti. Noi di qua non ci muoviamo e quindi siamo in condizione di andare avanti. Noi vogliamo carte scritte, non vogliamo più parole perché le parole volano al vento. E c'è un altro strascico dopo la protesta di ieri dei precari, la dura presa di posizione del Presidente della Commissione Antimafia della Regione Bova, che stigmatizza i metodi della protesta dei precari, definendoli da guerriglia urbana. Sentiamo. I vigili del fuoco con gli estintori pronti ad intervenire negli uffici dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro occupata dai precari disperati, momenti di tensione in cui i lavoratori hanno minacciato di darsi fuoco. Minacciamo di buttarci anche benzina addosso perché siamo forniti di benzina e se non è cosa positiva noi procederemo. Sulla drammaticità di quei concitati momenti oggi interviene il presidente della commissione della Regione Calabria contro l''ndrangheta Arturo Bova, che parla di attimi di terrore con benzina sparsa sugli arredi, sulle porte, cosparsa sul corpo, con le minacce di lanciarsi nel vuoto, un precedente pericoloso, lo definisce Bova, affermando che la legge è un limite invalicabile anche per la pubblica amministrazione e che le legittime aspettative di quelle categorie di lavoratori non possono non essere contemperate con le legittime aspettative di chi ha vinto un concorso pubblico ed è inserito in pubbliche graduatorie. Nulla contro i precari, precisa, per i quali si impone un piano di salvaguardia, ma non si può prescindere, sottolinea, dal rispetto delle regole. L'accusa è per il commissario alla sanità Saverio Cotticelli, che di fatto ha concesso la proroga dopo la protesta vibrata
scelta e così facendo, spiega Bova, ha disatteso la sua stessa nota che imponeva di attingere alle graduatorie valide. Cotticelli continua: ha sottoscritto un accordo di dubbia legittimità, nominando un soggetto attuatore per l'adozione di un provvedimento amministrativo che consente l'assunzione dei precari oltre il limite di legge dei 48 mesi e la stipula di un contratto di lavoro sino al 31 dicembre 2019, un gesto che va oltre le competenze del commissario e chiede l'intervento del ministro della Salute Roberto Speranza. Siamo arrivati, conclude Bova, alle scene di guerriglia urbana. Cosa deve succedere di più? Situazione molto ingarbugliata. Un altro fronte rovente è quello degli ospedali del Reggino, Polistena e Locri, svuotati, a rischio chiusura, in difficoltà. Sentiamo. Da sempre la sanità in Calabria è un fronte caldo, ma negli ultimi tempi è diventato rovente. Le notizie che arrivano dal comprensorio della Piana di Gioia Tauro e da quello della Locride preoccupano e non poco, tanto da avere aperto un dibattito intenso e snervante. Sono molte le paure, inutile nasconderlo, per un futuro che si preannuncia tutt'altro che roseo. A Locri si teme la chiusura dell'ospedale, a Polistena molti reparti sono con pochissimo personale. Locri e Polistena, i poli di uno stato di tensione e di disagio che vede la politica in subbuglio e che rivela lo stato di quasi frustrazione delle popolazioni interessate. La sanità percepita, anzi subita come diritto violato, accompagnato da incertezze e informazioni molto parziali. Il sindaco di Locri da tempo denuncia che l'ospedale è al collasso e oggettivamente le occasioni di conferma di questo stato non mancano. Da giorni è in corso nel comprensorio una raccolta di firme e la risposta dei cittadini, almeno quella, per fortuna non è mancata. Accade anche che non potendo erogare i servizi per motivi vari, l'elenco sarebbe lunghissimo, pazienti siano stati mandati da Locri, pensate un po' dove, a Polistena, con l'effetto di sovraccaricare oltre ogni limite la struttura pianigiana, che come detto deve fare i conti con un organico al di sotto, molto al di sotto delle reali esigenze. Si faceva riferimento nel servizio alla fortuna, è stato un colpo di fortuna non trovarsi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato per una dipendente dell'Annunziata di broncologia che si è vista cadere la controsoffittatura sulla scrivania. In quel momento, per fortuna, stava prendendo un caffè che le ha allungato la vita. È stato un caffè a salvare la vita alla dipendente dell'ospedale di Cosenza, intenta a lavorare seduta dinanzi al computer un attimo prima che il controsoffitto crollasse. Un miracolo, ci ha detto al telefono, ancora sotto shock, riguardando le foto della stanza del reparto di broncologia interventistica al primo piano dell'Annunziata. Il boato, la paura, i calcinacci sul pavimento, sulla sedia dove era seduta quando una collega è passata strappandole la brevissima pausa, proteggendola senza saperlo dal pericolo. È accaduto martedì pomeriggio, una data che difficilmente la lavoratrice dimenticherà. L'ufficio non è adibito a diagnostica. Il cedimento sarebbe stato provocato, secondo le prime verifiche, dai lavori di ristrutturazione in corso al piano superiore nella divisione di ginecologia oncologica. Gli addetti all'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera hanno accertato il distacco da parte dell'intonaco di una parete e di parte del solaio. L'incidente, che poteva avere conseguenze molto più gravi, si poteva evitare. I controlli in corso accerteranno se ci sono delle responsabilità. Resta però il dubbio che possa trattarsi di un'avvisaglia per una sanità sempre più abbandonata a se stessa. Chiudiamo questa pagina con la protesta del movimento Stutamoli Tutti davanti all'ASP Cosentina. Un'assemblea cittadina per rivendicare ancora una volta il diritto alla salute. Il sit-in questa mattina a Cosenza davanti alla sede dell'azienda sanitaria provinciale promosso dal comitato Stutamoli Tutti. E questa la prima di una serie di iniziative in programma per chiedere una sanità in grado di dare risposta alle esigenze di cura dei cittadini. Di malasanità si muore, hanno più volte ribadito, tante, troppe le criticità ancora irrisolte. La Calabria ha un tasso di mortalità neonatale materna che è il doppio rispetto alle altre regioni italiane e questo naturalmente non può essere un caso. È evidente che ci sono state enormi errori a livello politico e a livello gestionale, dalla chiusura dei piccoli centri
ospedalieri che di fatto intasano il pronto soccorso di Cosenza, per esempio, che non riesce naturalmente a far fronte in nessun modo all'emergenza. Ma questo, l'emergenza, diciamo che non si limita alla situazione del pronto soccorso, ma ricopre qualsiasi altro ambito, dalla prenotazione nei CUP, che richiede attese enormi con un sistema informatico che non funziona quasi mai, alla prevenzione, ed è giusto a questo punto ed è estremamente necessario che i cittadini e le cittadine prendano una seria posizione nei confronti di questa situazione. La viviamo tutti i giorni, la viviamo sulla nostra pelle e non vorremmo essere noi ovviamente i prossimi a morire negli ospedali calabresi. E adesso la cronaca, si allunga la lista degli esercizi commerciali visitati dalla banda della spaccata, dalla banda o dalle bande. Le indagini lo chiariranno, si spera, nel più breve tempo possibile, visto che dopo il bar dei Contrada Coutura, dopo il bar di Via Popilia e l'altro esercizio commerciale visitato nel mese di settembre, si aggiunge alla lista una sala scommesse, questa mattina sul Corso Fera. Ancora una rapina con spaccata a Cosenza, terzo episodio in pochi giorni. Questa volta nel mirino un'agenzia di scommesse situata su Corso Luigi Fera, in pieno centro cittadino. I malviventi sono entrati in azione probabilmente alle prime luci dell'alba. Hanno utilizzato un mezzo per sfondare la saracinesca dell'attività. Poi hanno asportato alcune attrezzature, un dispositivo cambiamonete e scassinato dei videopoker. Il bottino è ancora da quantificare e questa è la scena apparsa ai titolari dell'agenzia di scommesse questa mattina. L'episodio è stato denunciato alla polizia, che ha avviato le indagini. Probabilmente erano in 3 e avrebbero messo a segno il colpo intorno alle 5 del mattino. Era ancora buio quando gli abitanti della zona sono stati svegliati da un forte boato nel momento in cui la saracinesca è stata sfondata. L'azione è stata rapida, fulminea. I malviventi, arraffato il bottino, si sono dileguati, come è accaduto negli altri recenti furti con spaccata al bar sulla statale 107 a Rende e al bar su Via Popilia. Si tratta della stessa banda in azione? È probabile, il modus operandi è identico. Le indagini sono in corso, gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella centralissima zona della città dei Bruzzi per risalire agli autori dell'ennesimo furto con ariete. Bottini da poche migliaia di euro, si presume quindi che questa banda tornerà a colpire per ampliare il proprio raggio d'azione. E adesso parliamo invece di enti locali in crisi, che mettono in crisi le aziende perché non riescono a saldare i debiti. Il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, lunedì scorso ha denunciato le difficoltà economiche dell'ente locale che guida a causa dei tagli da parte del governo centrale. Una crisi non isolata, anzi i conti in rosso sono una vera e propria epidemia della governance locale che si ripercuote sulla già debole economia del territorio. Molti imprenditori hanno espletato lavori per comuni che oggi non sono in grado di pagare. Lo Stato dovrebbe essere, anche per le aziende, una garanzia in termini di affidabilità e puntualità, invece non è così. I crediti vantati sono tanti e da tanto tempo, con conseguenze nefaste, come denuncia il presidente di Assindustria Cosenza, Fortunato Amarelli. Gli imprenditori sanno di poter lavorare all'interno di un'organizzazione che funziona. All'interno di un'organizzazione sono disposti a investire i loro soldi, i loro capitali. È molto importante che anche la pubblica amministrazione, che per prima dovrebbe sostenere lo sviluppo industriale, pensi ovviamente a tenere giusto in conto le proprie casse per poter poi anche assolvere ai debiti nei giusti tempi. E adesso parliamo invece di una iniziativa in una scuola, l'Istituto Pezzullo, dove è stato aperto un caffè, un ufficio start-up. Inaugurati questa mattina i laboratori caffè e start-up dell'Istituto Pezzullo di Cosenza, una giornata importante per la scuola. Prima la benedizione dei locali ad opera di Don Massimo Iaconianni, poi l'incontro alla presenza del presidente della provincia Iacucci, dell'assessore regionale alla cultura Corigliano e del presidente dell'Ordine dei commercialisti di Cosenza Manna. Si tratta di un progetto PON-FESR, c'è un accordo di collaborazione con l'Ordine dei commercialisti e così i ragazzi avranno la possibilità di fare alternanza scuola-lavoro all'interno dell'istituto.
Questo è un laboratorio di start-up è il CAF, un centro di assistenza fiscale, perché l'indirizzo della nostra scuola è un indirizzo finanze e marketing e anche sistemi informatici. Abbiamo anche il liceo scienze applicate, per cui tutte queste anime della scuola sono state veicolate perché i ragazzi possano poi approfondire le loro conoscenze e sviluppare le loro competenze. Ormai la tecnologia ha preso piede in tutte le amministrazioni, quindi la scuola ha l'impegno e l'obbligo di formare dei professionisti. Una scuola dunque che si apre al territorio e prepara i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro, e il CAF sarà a servizio anche dei cittadini. Questo è un CAF che serve all'interno e all'esterno, è inserito pienamente nel territorio, abbiamo anche un'entrata proprio prettamente dall'esterno per venire incontro alle esigenze degli utenti che avessero bisogno di consulenze a titolo assolutamente gratuito. Per loro varrà come attività di percorso trasversale, per l'utenza è un servizio. Sempre per la questione sanità, il prefetto in pensione Domenico Bagnato si è dimesso dalla commissione nominata per la gestione dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo lo scioglimento dell'ente per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La decisione, secondo quanto è stato detto dallo stesso prefetto, è stata determinata da motivi familiari. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. L'arrivo di una perturbazione nord-atlantica sul Mediterraneo centrale causerà un modesto peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, accompagnato da un calo delle temperature che tuttavia resteranno leggermente al di sopra delle medie stagionali. Domani irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con possibili piogge, in particolare sui versanti ionici centro-meridionali. Temperature in ulteriore leggera diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti dei quadranti orientali sui bacini centro-settentrionali e di direzione meridionale sul Regino. Poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.